ieri sera per noi è stato proprio un grosso colpo da digerire. Ecco, speravamo veramente di avere la notizia che il 1° giugno, come le palestre, potessero aprire le piscine, veramente. Cioè è stato veramente, non avevamo parole, allibiti. Confidavano in una risposta diversa da parte della cabina di regia alle piscine del Veneto e invece l'apertura slittata il 1° luglio degli impianti al chiuso allunga una crisi che sembra non finire mai, evidenziando limiti e paradossi. Aprono i centri commerciali, con tutto rispetto, per carità, però non li vediamo così controllati come i nostri centri sportivi, insomma. Non riusciamo a capire il perché di questa decisione, con tutti gli appelli che sono stati fatti. L'ultimo proprio in queste ore con la Federazione Italiana Nuoto e Assonuoto, che hanno scritto al presidente del Veneto Zaia e al presidente ANCI Mario Conte perché almeno arrivi una risposta chiara dai vertici locali, visto che il governo centrale sembra distante anni luce. In previsione dell'inserimento della regione in fascia bianca dal 7 giugno si chiede infatti se sarà possibile, al di là di ogni dubbio, aprire gli impianti anche per organizzare i centri estivi. Per il resto, guardando a Roma, i toni sono aspri, si parla di ennesima beffa e di ristori elemosina. Qui, soltanto a Montebelluna, ci sono 15 dipendenti e un centinaio di collaboratori, la maggior parte è ferma. Le vasche vuote parlano da sole. Sentire questo freddo, questo vuoto, ma anche l'ingresso proprio che è sempre pieno di voci di bambini, di allegria, una tristezza. Questo è il 7° mese, dal 26 di ottobre, il 7° mese di chiusura proprio. A nuotare restano atleti tesserati e professionisti, tra questi Francesco Pellizzari e Matteo Rudelli, che guardano soprattutto all'attività sportiva dei più giovani. È giusto che tutti possano venire in piscina, sì, sicuramente. E anche per tutti i ragazzini e bambini che non hanno ancora l'opportunità di nuotare, sarebbe una grandissima cosa. A noi serve lavorare, aprire e ricominciare, perché la gente non aspetta altro.